Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Primo ospite telefonico, io potrei iniziare a dire nato a Mantova nel 42, ha seguito come inviato speciale bla bla bla, ma invece facciamo in modo che sia lui a presentarsi a noi. Chi c'è in linea? Buongiorno Adalberto Scemma, buona giornata a voi. Buongiorno. Attenzione, c'è un modo di essere professionali, sì, anche esultando e ricordando ciò che ha fatto il Napoli quest'anno. Io vi ho ascoltato, ho partecipato alla vostra gioia, la gioia di Franco in particolare, ma devo dire che questa squadra ha fatto una corsa speciale in questi ultimi 15 anni. Ricordo era stata presa da De Laurentiis in Serie C, con Ventura allenatore, licenziato Ventura, arriva Edi Reia, un grande del calcio, uno che ha avuto meno onori di quanti ne avrebbe meritati, e dalla C, dopo aver perso il primo spareggio con l'Avellino, è risalito in B, poi in A, e poi è cominciata la corsa speciale di questa squadra che è nel cuore di tutti e non soltanto dei napoletani. Un sussidiario di notizie e approfondimento. Questo è Adalberto Scemma, che l'abbiamo qui in ospite, che ci presenterà soprattutto il testo che stiamo per raccontare. Ma prima ancora di addentrarci, credo che Michele mi abbia chiesto qualcosa. No, io dicevo, poi detto da Adalberto, quello che appunto ci ha detto è un commento molto pesante, di spessore ovviamente. Certo, rispetto a te che non capisci niente di calcio, ma è giusto, indubbiamente. Io questo prima o poi lo licenzio. Adalberto, allora, per chi non ti conoscesse, dai, è giusto che ti presenti ai radioascoltatori. Allora, sono un giovane antico cronista, ecco, siccome l'anagrafe conta relativamente, sì, no? Quando tutto il resto, compresi i tasti, le dita che battono i tasti del computer, quindi sono ancora veloci da questo punto di vista. Ma diciamo, se dobbiamo veronesizzare la mia presenza, sono stato per 20 anni all'Arena, ero capo dei servizi sportivi, poi inviato speciale, insomma è coinciso con gli anni d'oro di questo giornale, con lo scudetto del Verona, con tantissime altre storie che poi mi hanno portato in giro per il mondo a raccontare non soltanto il calcio, ma anche la vita economica, le guerre e tante altre cose che facevano parte del bagaglio degli inviati. È una figura questa che è sparita praticamente, anche per i costi eccessivi. Ormai si lavora a tavolino, ecco, arrivano le notizie da tutto il mondo. Allora, ai miei tempi, la difficoltà era quella di andarle a cercare. C'era il reporter, non a caso istituzionalizzato dai giornali e dalle TV americane, dai film. Oggi invece la difficoltà è quella di decriptare le notizie. Ne arrivano talmente tante che il giornalista deve avere la sensibilità di filtrarle, di capire quali sono quelli che effettivamente funzionano e quali invece sono le fake news. Non parliamo poi di intelligenza artificiale che sta sconvolgendo gli ultimi piani e gli ultimi momenti di questa professione. Qui guardavo un po' di storia giornalistica che ti appartiene, ti riguarda, il Resto del Carlino, Gazzetta di Mantova, l'Arena, ma poi Verona 7, almeno qui siamo colleghi perché io oggi scrivo per Verona 7, ma attualmente articolista del Corriere dello Sport, La Repubblica. Ma Adalberto, quanto e soprattutto come è cambiato far notizia sportiva oggi? È cambiata nel senso che diciamo negli anni d'oro, ma diciamo fino agli anni 90 non c'era nessun problema nell'approcciare i campioni, ecco, bastava che il giornalista, il cronista si piazzasse all'uscita del campo sportivo dove c'era l'allenamento, due dita, voglio dire, ci vediamo dopo e facciamo l'intervista. Oggi è impossibile avvicinare i giocatori, ma non parlo dei campionissimi, parlo anche delle mezze figure, senza interpellare l'ufficio stampa della società che fa da filtro, non da aiuto, quindi è una figura anche questa qui molto limitativa. Viene a mancare praticamente l'approccio e il contatto umano dei giocatori, della loro sensibilità, del loro mondo, si sa pochissimo. Ma io per esempio chiaramente coordino, diciamo, i lavori del Corriere dello Sport per quanto riguarda Inter e Milan con i miei collaboratori, con Adriano Ancona, tra l'altro, che è stato l'autore di I guerrieri di Juric, della collana della Conda del Drago. Ma io credo che l'approccio per un'intervista singola sia oggi impossibile. Le interviste sono di gruppo e non appena qualcuno osa fare una domanda fuori dagli schemi viene immediatamente bloccato ed è impossibile proseguire. Quindi è una professione che è diventata molto meno libera
più così bloccata, ecco, su certi cardini operativi. Credo che sia impossibile uscirne da questo punto di vista. È un'altra professione. Io per fortuna ho dei splendidi ricordi, ma non posso avere rimpianti, ovviamente, perché oggi è cambiato il mondo, è cambiato qualsiasi tipo di approccio, ecco. È cambiato anche il modo, se vuoi, di scrivere. C'è una scrittura molto più agile, molto più diretta, molto più schematizzata. C'è molto meno attenzione invece a quello che era l'aspetto letterario. Da qui la proliferazione incredibile in questi ultimi anni dei libri di letteratura sportiva e dei libri di sport in ogni caso. Perché? Perché chiaramente il giornalista, che è un bulimico della scrittura, ha la necessità di scrivere qualcosa che vada oltre le 30 righe, che è il limite massimo che un quotidiano ti concede, e il lettore, a sua volta, bulimico di ciò che deve leggere, di ciò che vuole leggere, acquista i libri che poi magari mette in un angolo sfogliandoli quando non li trova di proprio gradimento, però il boom è compatibile con le esigenze di questa società moderna, anche se riguarda proprio il tipo di comunicazione. Però indubbiamente, e te lo dico da giornalista, molto inferiore al di sotto delle qualità e del curriculum che ti contraddistingue. Però oggi l'inviato è bravo colui che ha il collegamento internet più veloce, perché deve cavalcare la notizia, e oggi non c'è più l'inviato, e il fotoreporter invece basta avere un bel telefonino al posto di una bella macchina fotografica che possa immortalare, come dicevi tu, quei momenti in cui tu chiami un atleta, dopo facciamo una foto. Oggi invece devi superare 1000 barriere e non arriverai mai poi al personaggio, perché dietro si muove tanti soldi, Adalberto, si muove tanta economia. Devo dire che hai messo a fuoco perfettamente quella che è la situazione, una situazione che è cambiata radicalmente nei primi anni 90, la guerra del Golfo, quando gli americani hanno buttato sul campo le macchinette della CNN, no? Quelle piccole telecamere che riprendevano dal vivo, impedendo agli inviati l'approfondimento. Infatti non a caso si rifugiavano in albergo, al Palestine in questo caso, di Baghdad, e raccontavano ciò che arrivava dall'esterno senza essere partecipi diretti. Ma la stessa cosa avviene nello sport oggi. Il business impone praticamente ai padroni del vapore di blindare le notizie in modo da poterle gestire. Ecco, viene a mancare l'effetto sorpresa, che era la molla principale dell'inviato. Ecco. Questa è la realtà. È vero. Bene, trovandoci all'interno di uno spazio culturale che ci è permesso, grazie a Edizioni 03, la casa editrice che non è solo una casa editrice, è molto di più, perché è attenta a certi profili e a certi programmi, e nel caso tuo specifico dopo analizzeremo l'aspetto del concorso, ma adesso concentriamoci sulla collana La Coda del Drago che tu dirigi, che è proficua e continua a proliferare volumi su volumi io mi sforzo a doverli chiamare eroi minori, cioè di una storia giornalistica che forse oggi viene un po' dimenticata, e che grazie invece a questa produzione vengono riportati alla luce, che meritano. Ogni settimana ormai abbiamo qualche ospite che ci racconta il passato glorioso di tanti sport, e tu oggi ne sei la più evidente testimonianza. Ma La Coda del Drago cos'è, come nasce e dove deve portarci? Allora, nasce 2 anni fa, esattamente in questo periodo, erano i primi di maggio, con Massimo Castellani, poliziotto istituzionale, è stato comandante del NOX, delle vesti di cuoio, sì, oltre che atleta olimpico nei tuffi. Ha raccontato la sua storia in una sorta di dialogo socratico con il figlio attore del Piccolo Teatro di Milano, ed è nato un libro nel nome del padre, già che il titolo è evocativo chiaramente, che ha dato vita poi addirittura a 18 volumi
questo è il 18° appena uscito dedicato alle Arcoguerra, in 2 anni esatti, e agli altri ce ne sono in produzione, si toccherà quota 20, quindi. Ma subito dopo, immediatamente dopo, l'Angelo dei Tagliapietra, la storia di quel mezzofondista storico che ancora nonostante i 92 anni, è ancora partecipe della vita sportiva veronese di oggi, Angelo Tagliapietra. Poi il terzo, lo citavo prima, di Adriano Ancona, I guerrieri di Juric. Da lì poi una lunga serie di titoli anche di prestigio, perché basta citare già la somma, diciamo, degli interventi critici su Gianni Mura, una dedica per lui, una dedica speciale, e poi Gianni Brera, uscito recentissimamente, che sta girando l'Italia in tutte le presentazioni del trentennale della sua nascita. È stato un libro sorprendente per l'attenzione che ha meritato proprio a livello nazionale. E poi non parliamo delle perle ultime, La musa prigioniera di Gilberto Lonardi, un nome ultra classico della letteratura non sportiva. Questo è un letterato di primissimo rango, che ha per la prima volta, nonostante gli 86 anni quasi fatti, l'anagrafe in questo caso non è assolutamente un limite, si è esercitato nei primi esperimenti splendidi, devo dire, di poesie dedicate allo sport. Poi subito dopo parlo delle ultime produzioni, delle ultime uscite, la storia di Dante Micheli. Dante Micheli è stato un grande del calcio, un grande dal punto di vista etico, soprattutto, non soltanto tecnico. È stato giocatore del Mantova, della Fiorentina, della Spal, del Foggia, all'epoca d'oro di un certo calcio, ecco, coetaneo di personaggi come Schnellinger, come Albertosi, ecco, i nomi li sto citando così proprio a raffica. Sì. Uh-huh. E poi l'ultimissima uscita era Mio nonno, un libro straordinario di Learco Guerra Junior, dedicato al nonno, alla locomotiva umana. Queste sono le ultime uscite e devo dire che è un orgoglio di questa casa editrice, che ha creduto nella letteratura sportiva, poter presentare questi titoli, che sono tutt'altro che banali, ma meriterebbero di essere nelle biblioteche specifiche di qualsiasi persona, ecco, qualsiasi persona che abbia a cuore ovviamente anche la scrittura e la capacità evocativa che la scrittura ancora oggi consente e offre. Sì, noi credo che, se non tutti, ma la maggior parte, li abbiamo ospitati in trasmissione, io e Michele. Ricordo tra i tanti quello che mi è rimasto più impresso, ma anche perché naturalmente è legato alla mia passione principale, è stato Mattè. È stato l'allenatore dei Tremondi, bravo, anche questo qui. Dove è un pozzo di informazioni senza fondo. Però questo è bello, Adalberto, perché sono così variegati, cioè raccontano così tanto sport, che devono per forza di cose trovare l'interesse di qualsiasi innamorato dello sport, giusto Michele? Ma anche l'umiltà di questo personaggio. Hai parlato di Romano Mattei, tu non hai idea della fatica che abbiamo fatto a costringerlo a scrivere questo libro. Uno, bene o male, con un'esperienza di commissario tecnico in Indonesia, in Mali, in Africa, alla Juventus, devo dire, è una miniera di informazioni e anche di cose entusiasmanti da un punto di vista cronistico, non soltanto personale. Ti manca Bagnoli praticamente per fare grande. Di Bagnoli sono state scritte tante cose, però Bagnoli per esempio è al centro della rivista della Coda del Drago, che è in uscita il numero 1, c'è un lunghissimo intervento su Osvaldo Bagnoli, a cura di Claudio Rinaldi, che è il biografo ufficiale di Gianni Brera, presente proprio oggi al Festival del giornalismo qui a Verona, ai Filippini, la Dogana, e presenta proprio Gianni Brera. Però l'intervento su Bagnoli è un classico e meriterà all'uscita della Coda del Drago, di questa rivista che sarà la prima in Italia dedicata alla letteratura sportiva, dedicata ai studenti universitari e quelli dei licei sportivi. Credo che questa presenza sia nobilitante. Adalberto, ma se un ragazzino, ecco, prende uno dei volumi della Coda del Drago, ovviamente potrebbe dirti: ma sì, ma questa è roba antica, roba vecchia, oggi è diverso. Tu cosa ti sentiresti di dire? Io dico invece che
Io dico che è cosa nuovissima, ma in questo senso tutto quello che non si conosce è nuovo, no? Io ho avuto un'esperienza straordinaria quest'anno, a parte l'università, ma lì al liceo scientifico di Manto, al liceo Belfiore, sì. Quest'anno e l'anno scorso con i ragazzi del liceo sportivo un corso sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione di letteratura sportiva, da Gianni Brera ai podcast. Allora, la mancanza di conoscenza da parte dei ragazzi di tutto ciò che è accaduto in passato ha trasformato queste lezioni in una attesa addirittura incantata per conoscere cose che neanche immaginavano che fossero esistite. Cioè è diventato una magia, è diventato un racconto magico, non quello a volte edulcorato di oggi, no? In cui tutti diventano fenomeni e compagnia. Invece c'era proprio l'attesa per capire, per conoscere da vicino personaggi come, diciamo, le Arcoguerre in questo caso, perché ci tocca da vicino, ma personaggi come Kubala, che è stato un grandissimo del calcio boemo o ungherese successivamente, quando nessuno lo conosceva, ma addirittura di personaggi di altri sport. Parlo di Juan Torena, il cavallo, parlo di Emil Zatopek, parlo di Bobby Charlton, parlo di Best, personaggi che sono rimasti nel mito, una leggenda. Appunto, quando se ne parla in termini così con entusiasmo, con ricordi immediatamente riferiti al passato, possiamo parlare di mito. Il mito i ragazzi di oggi non lo conoscono, quello vero, non quello che viene presentato oggi come tale. E quindi la ricerca di questi campioni del passato, di queste storie del passato, si è trasformata in una serie di storie nuovissime. Quindi la novità è stata proprio la mancanza di conoscenza del passato, ed era la grandissima novità, il nuovo, l'antico, il vecchio che diventa improvvisamente nuovo. Bene. Prima di parlare di guerra e anticipare poi l'intervento del nipote, tu sei anche il giurato nella categoria di letteratura sportiva e saggistica del premio Città di Verona, che è alla terza edizione, promosso da Edizione 03, che ne approfitto per dire che c'è una proroga, la scadenza per la consegna degli elaborati viene prorogata al 31 agosto del 2023 alle 23:59, per cui ci sono altri mesi ancora a disposizione per poter presentare elaborati inediti di poesia, di racconti brevi, di saggistica e ovviamente anche di attività sportiva legata per l'appunto ai saggi, alle tesi di laurea ed altro. E credo che sia giusto che tu da giurato fai una bella prefazione, un bel invito, no? Certamente. Intanto c'è un motivo, no, di questo spostamento, un motivo dato logico, dato pratico, diciamo. Siamo in attesa degli esami di maturità, perché la maggior parte chiaramente dei ragazzi che si cimentano nei lavori di letteratura sportiva o di poesia, comunque riferite allo sport in generale, sono impegnati negli esami di maturità. Lo stessa cosa vale per gli studenti universitari, che sono i destinatari, diciamo, di questo concorso, e gli studenti universitari impegnati adesso con la prima fase degli esami già a giugno, no? Sì. Quindi il fatto di avere spostato in avanti il limite, quindi alla fine d'agosto, c'è il tempo durante l'estate di elaborare ciò che già adesso in costruzione stavano meditando di lavorare con un po' più di attenzione. Io lo so anche di preciso, perché so di molti ragazzi che erano intenzionati a prendere parte al concorso, inviando le loro opere, ragazzi tra l'altro già sperimentati, voglio dire, già capaci anche di esprimersi in maniera letterariamente adeguata, che a causa degli esami erano così, si vedevano persi. Invece c'è questa occasione, questa possibilità di recuperare il tempo e di curare l'invio appunto degli elaborati delle opere entro il 31 d'agosto, quindi questa è una scelta pratica assolutamente degna di nota. Non è che i giovani hanno un po' timore di esporsi o mettersi in competizione? No. No, guarda, io credo che sia sufficiente, mi è capitato proprio di verificare questa cosa, dare l'esca giusta, il modo giusto. E qual è il trucco? Che non è un trucco, è la maniera più naturale di insegnare.
Allora, i ragazzi non sono dei contenitori da riempire di notizie, certo, da mettere dentro, sono dei fuochi da accendere. Allora o si impara a usare il cerino o qualsiasi altra cosa che sia in grado di accendere la mente, dico il cerino in termine metaforico, o altrimenti non funziona, perché rimarrebbero intimoriti da un lato, ma non hanno probabilmente neppure la capacità di conoscersi. Io mi sono accorto di una... Sì. Spero che mi sentiate, sì, ugualmente sì. C'è un'interferenza. Ci siamo. Io mi sono accorto di un particolare, proprio che nel momento stesso in cui ho proposto all'attenzione dei ragazzi la possibilità di realizzare i podcast, che è la nuova frontiera della letteratura sportiva, hanno dovuto cambiare il proprio modo di scrivere, cioè non più per farsi leggere ma per farsi ascoltare. Questo ha fatto sì che la loro scrittura diventasse immediatamente più agile, più percepibile, più moderna, più nuova, e hanno addirittura imparato a capire dentro il proprio meccanismo mentale quali erano i tasti da battere, e hanno reimparato a scrivere. Ho degli esempi clamorosi da questo punto di vista, ma l'importante, il trucco è accendere. Non il riempire. Certo, accendere il fuoco. Accendere, perché il fuoco poi si alimenta da sé se viene incuriosito e stimolato al punto giusto. Bene, Adalberto, siamo pronti per presentare il nuovo ospite, che sarà il nipote, come dicevamo, di Learco Guerra, a parlarci di questo grande ciclista che poi veniva definito la locomotiva umana. Nel salutarci, ci prepari a quest'altra mezz'ora di appuntamento radiofonico con ovviamente Learco Guerra? Guarda, io posso dire una cosa: Learco Guerra è un amico di antichissima data, però mi ha stupito, mi ha preso in contropiede, mi ha bruciato al photo finish con un libro che è scritto con il cuore, col cervello e con il cuore, scritto è un libro vero, questo è un libro che avrà successo, lo sta avendo già, lo sto percependo, ma soprattutto c'è l'anima di questo scrittore che è diventato, ha una cultura sua personale di lungo termine, diciamo, però la sua scrittura, il suo modo di raccontare con affetto, con partecipazione emotiva e con conoscenza tecnica il nonno, fa di questo libro, nel suo genere, nel genere della letteratura sul ciclismo, un piccolo capolavoro. Bene, Learco Antenore Giuseppe Guerra, a essere proprio precisi. Adalberto, noi ti ringraziamo, ti avremmo voluto qui in studio, ma sappiamo che in questo momento devi stare a casa. Alla prossima. Alla prossima occasione, al prossimo volume. Grazie davvero del tuo intervento, alla prossima. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.